e voglio sottolineare l'importanza della montagna per i servizi che provvede non solo alla popolazione di montagna. Le montagne sono importanti perché provvedono servizi idrici, energetici e diversi culturali, beni culturali a gente che vive molto lontano dalle montagne. L'importanza di mantenere questi servizi è trascendentale, fondamentale per la sopravvivenza nostra, soprattutto adesso che siamo in un contesto di cambiamento climatico. Come promuovere il mantenimento di questo servizio e a migliorare la qualità di vita della popolazione di montagna. Quello significa portare i servizi che ci stanno nella valle, nelle parti più basse, alle zone di montagne. Significa promuovere l'economia locale di montagna affinché la gente sia interessata a rimanere lì. E questa è una questione dei diritti umani pure. Noi cerchiamo la uguaglianza della gente di montagna, delle zone basse e delle zone alte. Il tema che abbiamo di fronte quando parliamo di gestione delle foreste, soprattutto delle foreste di montagna in Italia come in Unione Europea, a mio avviso è il tema della bioeconomia associato al tema della decarbonizzazione. Decarbonizzare la nostra economia significa rinunciare all'uso del petrolio. Come possiamo rinunciare all'uso del petrolio? In misura molto significativa, perché sapete l'obiettivo è quello di ridurlo il consumo del 55% entro il 2030 e azzerare il consumo netto di risorse fossili nel 2050. Lo possiamo fare evidentemente sostituendo con biomasse il petrolio stesso. Le biomasse possono essere di origine agricola o forestale. In Italia ridurre la superficie agricola a uso alimentare per produrre biomasse sembra una cosa assolutamente inopportuna. Ci rimangono le risorse forestali, che peraltro in Italia sono rispetto alla media europea fortemente sottoutilizzate. E questa è un'operazione difficile, complessa, perché nello stesso tempo dobbiamo tutelare in maniera significativa la biodiversità e dobbiamo anche essere in grado di aumentare la capacità di sequestro del carbonio negli ecosistemi. Bisogna trovare il giusto compromesso, bisogna trovare il bilanciamento, cosa che si è cercata di fare come indicazione di policy, di politica, nella strategia forestale nazionale che abbiamo approvato all'inizio dell'anno. E la strategia forestale nazionale dà anche un metodo e una buona pratica. Il metodo è quello, non si possono fare discorsi di carattere generale, ma le scelte vanno calate in ogni condizione, in ogni contesto locale, attraverso un processo partecipativo che porti alla programmazione dello sviluppo locale in una maniera tale che si riesca ad armonizzare la produzione di biomassa e di altri prodotti e servizi significativi per le foreste, la tutela della biodiversità, la stabilità idraulica e ovviamente anche la riduzione dell'impatto dei cambiamenti climatici. Buongiorno, siamo qui a parlare di comunità energetiche e green communities, proprio in questo evento sulla montagna dedicato a Papa Luciani che ci teneva tanto a creare rete e connessioni e siamo proprio qui per questo, per parlare come anche il tema energetico può essere superato e gestito grazie alle creazioni di comunità energetiche. Sono stati erogati parecchi finanziamenti grazie al PNRR, ma in questa regione Veneto c'è stata anche una recente legge regionale che va ad incrementare questo supporto del Piano Nazionale di Ripristino e Resilienza. La sfida è molto importante perché invoglia e induce a creare appunto una rete
di entità che condividono sia gli impianti a fonti rinnovabili e sia i consumi. Penso che questo concetto si inserisca in maniera perfetta all'interno di questo contesto dove si vuole conservare e tutelare la montagna, dandola anche a chi l'ha vissuta, ai cittadini e non solo al turismo, che qualche volta nella velocità di utilizzarla non ne capisce né ne comprende le dimensioni e anche le specie e le reti naturali all'interno dei territori. Poi parleremo anche di Green Communities, anche queste fondate anni fa, adesso ne sentiamo parlare perché sempre il Piano Nazionale di Ripristino e Resilienza ha messo a disposizione un budget per invogliare 30 territori italiani a sviluppare una comunità che sia assolutamente in linea con le tematiche di impatto ambientale, emissivo, sui rifiuti, sull'autoproduzione energetica e che continui anche qui a fare una rete, una connettività tra chi vive il territorio e chi magari lo utilizza per alcune parti all'anno. La montagna è un ambiente straordinario per lo sport, è un ambiente dove si praticano moltissime attività sportive e negli ultimi anni ha avuto da questo punto di vista uno sviluppo incredibile, forse anche uno sviluppo un po' eccessivo. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è: questo uso della montagna per lo sport, appunto, è solamente un utilizzo per usare la montagna o è un utilizzo per vivere la montagna? Ci sono naturalmente diverse necessità, diverse modalità e anche diverse scelte che si possono fare a questo riguardo. Il centro di ricerca che io dirigo si occupa da molti anni di studiare la persona che svolge attività motoria e sportiva in montagna a tutti i livelli, dai livelli diciamo di assoluta eccellenza. Partiamo e pensiamo subito alle Olimpiadi che ospiteremo fra Lombardia e Veneto e anche Alto Adige, Olimpiadi invernali del 2026. Quindi sport di eccellenza, sport di alta prestazione, sport di alta tecnologia. Ma la tecnologia non è solamente per quel tipo di sport, la tecnologia è anche per vivere la montagna, potremmo dire dal di dentro, per muoversi dentro la montagna semplicemente per uno stile di vita attivo e per uno stile di vita che favorisca la salute. Ecco, io cercherò di focalizzare un po' di più questo argomento, perché questo è un po' più l'abitare in montagna, e cioè la possibilità di studiare, di comprendere, di analizzare quanto è necessario, quanta forma di energia è necessaria per fare attività sportive in montagna. Esiste un parametro unificante che la ricerca ci permette di studiare, che si chiama costo energetico del movimento, e questo parametro oggi si può studiare non solo in laboratorio, questo si poteva farlo anche nei decenni passati, ma si può studiare anche esattamente sul terreno, dentro le attività sportive e motorie di montagna, sui sentieri, sui percorsi innevati. Ed è questo che il mio laboratorio ha fatto e con i miei collaboratori abbiamo fatto in questi anni. Qual è il vantaggio di questo approccio? Il vantaggio è che il costo energetico è una specie di moneta per l'attività sportiva in montagna e ciascuno di noi ne ha, possiamo determinare quanta moneta possiede ciascuno di noi e su questo creare che cosa? Creare un modo più positivo e anche più adeguato di vivere, di svolgere attività motoria in montagna. Ecco, la tecnologia non solo aiuta la prestazione, ma può aiutare anche l'attività sportiva e motoria di tutti i giorni per tutte le tipologie di persone. Può aiutare l'inclusione, cioè la possibilità di dare modo di stare in montagna anche alle persone che hanno magari difficoltà di salute o disabilità, e anche, come dire, adeguatezza, perché posso fare lo sforzo giusto e anche vedere i miglioramenti che ottengo. Quindi è uno strumento che attraverso la tecnologia sempre più disponibile, posso usare per rendere la montagna effettivamente più abitabile e per recuperare forse quella dimensione più umana che penso sia esattamente la vera ragione del vivere questo ambiente così straordinario.
di questi tempi spesso ci viene voglia di fare una piccola rivoluzione con quello che succede in politica a livello economico, sociale, ma non ha senso ribellarsi, ha senso invece proporre delle vere e proprie soluzioni. E una di queste soluzioni è sicuramente puntare sul costruire bene per vivere meglio. Che significa? Significa che noi dobbiamo intanto abbattere le emissioni di CO2. Lo sapete benissimo che ci è consentita 1 tonnellata all'anno a persona, che è pochissimo, è praticamente un volo da Roma a New York, per cui abbattere le emissioni di CO2 diventa una azione fondamentale e indispensabile. Questo si ottiene attraverso evitare tutti i processi di combustione, evitare le plastiche. Il secondo punto è quello che dobbiamo puntare all'evaporazione, perché se non abbiamo una copertura, un manto verde che consente l'evaporazione, non abbiamo raffrescamento. Il clima va in tilt e non riusciamo più a gestire i nostri processi, le nostre attività quotidiane. I principi dell'ecologia ai quali dobbiamo ispirarci sono in primis la legge che quello che una specie elimina deve essere il cibo di un'altra, il che significa che non si possono più utilizzare le plastiche in nessun modo e da nessuna parte. Grazie.